piccola anima mia, benedici il Signore, non dimenticare tanti suoi benefici.
poi tanto loro si avvicinano le mamme con i bambini per la speciale benedizione che questa sera è stata loro fortezza. E voglio poi ricordarvi che il giorno 6 prossimo agosto, il giorno del 30 giorni dalla morte del nostro amato vescovo Giorgino, ci recheremo in pellegrinaggio al suo paese, a Terressa, a pochi chilometri da Lissano, paese del vescovo Giorgino. Poi faremo una visita pellegrinaggio alle loro tombe, celebreremo l'Eucaristia, poi ci sarà una fraternità che sarà nella vicina Castro Marina. Se degli amici che vogliono partecipare ce lo facciano sapere col testo per motivi organizzativi il giorno 6 agosto prossimo. Preghiera. Si accettino Deo saltarne i sospiri dei secoli, le benedizioni dei popoli, il canto della Chiesa, perché tu posti la Vergine gloriosa che devi al mondo l'Immacolata tra le donne, di cui si canta, è bella come la luna e leggia come il sole. Le nostre invocazioni fanno corona al tuo capo amabile. Sei l'adorabile sposa di San Gioacchino, la mamma di Maria, la nonna di Gesù. Se questi rapporti terreni restano immutabili anche in cielo, Deo Sant'Anna, veglia amorosa e pia sui figli e le mamme che ti presentiamo, sulla fragilità dei nostri cuori, sulla famiglia insidiata, sui nonni che ti invocano nelle loro necessità. Nel guardare questo nostro infinito anelito, tienici uniti a te come in vita, in morte e nell'eternità. Così sia. Gloria al Padre, al Figlio e al